Il Novecento è stato definito il secolo sterminato, ricco come fu di straordinarie innovazioni che hanno mutato la qualità del vivere, secolo delle grandi rivoluzioni, compresa quella tecnologica, ma anche il secolo delle disillusioni, altrettanto grandiose. Nel Novecento sono cresciute a dismisura sia la speranza di vita dell'umanità, ma anche le minacce di annientamento, di distruzione, di morte. Dunque un secolo sterminato e sterminatore. Sterminato perché affollato da una legione di sconvolgimenti, di fedi, di delusioni. Sterminatore perché costellato di crimini e stragi iniziate con lo sterminio degli armeni e proseguito sino alle soglie del nuovo millennio con le pulizie etniche dei Balcani. Di questo secolo sterminato, la Shoah è il simbolo drammatico, e non solo nella giornata della memoria, che non è un evento della comunità ebraica, la quale casomai celebra lo Yom HaShoah, che quest'anno ricorre dal tramonto del 27 aprile sino alla sera del 28 aprile. La giornata della memoria, come stabilito dall'ONU e come fissato da una legge italiana, chiama tutti all'impegno e alla riflessione, senza distinzione di fede religiosa o credo politico. È il giorno in cui noi tutti in Italia non solo commemoriamo lo sterminio del popolo ebraico, ma ricordiamo anche la vergogna delle leggi razziali italiane, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei. Commemoriamo gli italiani che subirono la deportazione, la prigionia, la morte, come ricorda il volume di Laura Fontana dedicato agli italiani ad Auschwitz. In quel campo di sterminio le cui atrocità sono una macchia indelebile nella storia europea. Il Consiglio regionale del Veneto è stato il primo in Italia a varare una legge specifica, la legge regionale 3 febbraio del 2020, numero 5, Iniziative per la conoscenza della Shoah e per il giorno della memoria, con cui si sostiene la necessità di tener viva la coscienza di quello sterminio e di diffondere soprattutto tra le giovani generazioni e nelle scuole la conoscenza di quanto avvenne. Con questo spirito, adesione alla nostra legge regionale, abbiamo aderito alle iniziative del Consiglio d'Europa, del Museo Ebraico di Venezia, Figli della Shoah e Coop Culture, e ringrazio l'Ateneo Veneto per l'ospitalità data a questo primo incontro, a cui seguiranno la settimana prossima altri eventi, di cui uno dedicato esplicitamente alle scuole, perché, come dicevo, non basta commemorare, ma bisogna anche diffondere la conoscenza di quanto accadde, contrastando così quell'ignoranza che rappresenta da sempre l'humus ideale in cui crescono violenze, tirannidi e appunto stermini. Quindi grazie per questa opportunità, buon lavoro a tutti i partecipanti, soprattutto a questo evento, ma anche a quelli che seguiranno nei prossimi giorni. Allora, benvenuti nella sede del Consiglio regionale del Veneto. Siamo tutti quanti in possesso del Green Pass e rispettiamo le distanze, per cui posso togliermi la mascherina. In questi ultimi 2 anni, durante la pandemia, abbiamo imparato a capire quanto siamo fragili, quanto è fragile l'essere umano, quanto è fragile l'ambiente in cui viviamo. E se fragile è la parola chiave, sappiamo anche che basta poco in una situazione di fragilità per distruggere tutto. Oggi parleremo della Shoah, un momento drammatico nella storia dell'Europa, ma in queste stesse ore in Europa si sta discutendo in maniera particolarmente tesa anche sulla situazione dell'Ucraina. Come disse Papa Pio XII, con la pace nulla è perduto, con la guerra tutto è perduto. Oggi abbiamo qui con noi la dottoressa Luisella Pavan-Wolf, direttrice della sede italiana del Consiglio d'Europa, che prego di salire qui sul palco con noi, e Matteo Corradini, autore del libro che presentiamo oggi, Per chi splende questo lume, Virginia Gattegno, è scritto in collaborazione appunto con Matteo Corradini, che prego anche di salire. Prego, dottoressa. La dottoressa
Luisella, è l'ambasciatrice del Consiglio d'Europa, e adesso ci spiega come mai il Consiglio d'Europa è impegnato in questa giornata della Shoah, perché ha dato tutta una serie di iniziative, e che cos'è il Consiglio d'Europa. Prego. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. Il Consiglio d'Europa, dalla sua creazione nel 1949, si è proposto di tener viva la memoria dell'Olocausto. L'organizzazione internazionale che io rappresento qui in Italia in realtà è alla base, alla fonte di questa giornata internazionale della memoria, perché non tutti sanno che prima di diventare una giornata delle Nazioni Unite fu proprio il Consiglio d'Europa, con il suo segretario generale e con una decisione dei 46 ministri dell'istruzione, a decidere che regolarmente, una volta all'anno, si sarebbe dovuto ricordare la Shoah. E questo perché l'Olocausto è veramente un pezzo di storia europea. La responsabilità di questo tremendo avvenimento ricade sulle nazioni d'Europa. E il Consiglio d'Europa da 7 decenni ormai si batte per la difesa dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto sul nostro continente. E quindi ci è sembrato giusto regolarmente ricordare la tragedia dell'Olocausto. In realtà non si dovrebbe fare soltanto, tra virgolette, una volta all'anno, ma durante tutto l'arco temporale dell'anno. Ed è per questo che il Consiglio d'Europa è responsabile anche per una serie di strumenti educativi, di programmi per le scuole, per programmi di insegnamento in materia di Shoah, che quindi coprono questo argomento durante tutto l'anno. Ecco, il Consiglio d'Europa però ha anche appunto delle funzioni culturali tutt'altro che marginali. È stato anche il promotore della Convenzione di Faro, mi permetto di sottolinearla perché la Convenzione di Faro, alla quale chiederò alla dottoressa di dire 2 parole velocemente, è ancora in attesa di essere, vidimata dal Parlamento italiano da molti anni. Che cos'è la Convenzione di Faro, dottoressa? La Convenzione di Faro è uno dei testi giuridici che il Consiglio d'Europa ha adottato in materia di patrimonio culturale. Noi abbiamo cominciato negli anni 50 con la Convenzione culturale europea, per poi a distanza di un decennio l'una dall'altra abbiamo adottato dei testi in materia di patrimonio architettonico, archeologico, quindi l'idea è di difendere questo patrimonio, che è un patrimonio comune di tutti gli 804 milioni di europei che sono i cittadini del Consiglio d'Europa, attraverso degli strumenti di diritto internazionale, attraverso la cooperazione internazionale. La Convenzione di Faro si pone l'obiettivo di studiare perché noi difendiamo il patrimonio culturale, quindi pone l'accento non tanto sui siti, sulle pietre, sui monumenti, ma sul valore per la società del patrimonio culturale. E questa convenzione, una buona notizia, dottor Franzina, è stata in realtà anche ratificata di recente dall'Italia. Lei ha ragione, però forse non ancora attuata a livello dei vari ministeri. Ecco, io devo anche precisare una cosa: il Consiglio d'Europa non è l'Unione Europea, perché l'Unione Europea ha 22 Stati, mentre il Consiglio ne ha 46, quindi è l'Europa, la grande Europa, diciamo, giusto? Adesso 47 Stati membri. Quando abbiamo adottato l'idea della giornata della memoria, il Montenegro non era ancora uno Stato a sé.
adesso è stato membro del Consiglio d'Europa, quindi ne abbiamo 47. L'Europa, la grande Europa, e anche la giornata della liberazione di Auschwitz, il 27 gennaio, rientra nel patrimonio culturale europeo, anche se è una ferita per molti aspetti ancora aperta, fa parte della nostra storia, e un grande popolo come il popolo europeo ha anche il coraggio di confrontarsi con le pagine amare e difficili della propria storia. E qui adesso chiamo in causa l'altro ospite di questa giornata, Matteo Corradini, autore di questo volume Per chi splende questo lume, quarta di copertina, ed è Virginia Gattegno a parlare. Ho sognato Auschwitz una volta sola, una soltanto. Non è più tornato a visitarmi di notte, ma ogni giorno è sempre qui, a farmi compagnia. Ecco questo libro, Corradini, libro edito da Rizzoli, quindi lo trovate in tutte le librerie con una certa facilità, eventualmente potete trovarlo anche, penso, nel commercio telematico, quindi su Amazon e gli altri siti che vendono libri, se ci vuole dire qualcosa rispetto a questa storia narrata in questo libro. Virginia Gattegno è una veneziana d'adozione, potremmo dire, vive a Venezia dal 1945. Lei era nata a Roma e poi si era trasferita a Rodi perché suo padre era diventato direttore della scuola ebraica proprio nell'isola di Rodi. Viene deportata da Rodi, viene deportata ad Auschwitz, dove viene sterminata gran parte della comunità di Rodi e buona parte della famiglia di Virginia. Ritornano a casa soltanto lei e la sorella, Lea, e dal 1945 vive a Venezia e quindi è diventata veneziana, come chiunque viva a Venezia per più di 6 mesi. Di Virginia sono già stati raccontati alcuni dettagli della sua vita in altri volumi che raccolgono la storia degli ebrei italiani deportati, ma Virginia non aveva ancora avuto un libro tutto per sé. E questa era una mancanza di persone ancora in vita che sono scampate ad Auschwitz. In Italia ce ne sono pochissime, alcuni ne contano 10, altri 12, insomma sono una manciata di persone. Virginia è una di queste. Quest'anno compirà 99 anni ed era ora di fare almeno a 99 anni un libro dedicato a lei e scritto con i suoi ricordi, con la sua vita. In questo libro però non c'è soltanto Auschwitz, questa è stata la scelta da subito, perché il rischio di fossilizzare una sopravvissuta ad Auschwitz esclusivamente sulla sua esperienza ad Auschwitz è alto. È un rischio che lo storico non corre, perché lo storico deve ricostruire la storia, ma quando noi vogliamo raccontare questa storia ad un pubblico più ampio e non soltanto agli appassionati di storia, ma anche ai ragazzi, per esempio, perché questo libro è adatto anche ai ragazzi, dobbiamo fare un discorso diverso e ragionare sulla vita delle persone. Quindi in questo libro c'è anche la vita di Virginia, c'è la vita prima, la vita a Roma, ad Anzio, loro hanno abitato per un bel po' ad Anzio, e la vita nell'isola di Rodi. E poi c'è la vita dopo, a Venezia, alcuni anni in quello che si chiamava un tempo Congo belga, quindi una vita anche avventurosa, per fortuna anche spensierata. Bisognava dare, come dire, lo stesso rispetto ad ogni tempo della vita di Virginia Gattegno. Infatti, non a caso, il sottotitolo del libro è La mia vita oltre Auschwitz, proprio perché racconta, perché non è stata anche l'unica ad andare oltre Auschwitz, anche chiunque è ritornato dai campi di sterminio è riuscito a vivere una vita oltre. Noto per gli studenti che ci seguono che Rodi, all'epoca il Dodecaneso, era una provincia italiana, per questo c'è stato il trasferimento
all'isola di Rodi, e tra le altre cose, se andrete, avrete la possibilità di andare a Rodi, vedete che una grande parte dei restauri del castello di Rodi sono dovuti appunto al periodo della dominazione italiana. Ciò non di meno, appunto, gli italiani a Rodi di fede ebraica sono finiti quasi tutti morti ad Auschwitz. La comunità di Rodi è stata spazzata via, e con la comunità è stata spazzata via una storia millenaria che veniva addirittura, diciamo, l'ultima presenza culturale veniva dalla cacciata degli ebrei di Spagna. Gli ebrei di Rodi 500 anni prima erano ebrei spagnoli che si erano trasferiti lì dopo essere stati cacciati, tanto che a Rodi si parlava il giudeo spagnolo ancora a metà degli anni 40. In pieno, e tra parentesi Virginia Gattegno, essendo romana, era anche della comunità ebraica più antica fuori da Israele, cioè non comunità della diaspora come quelle che si trovano oggi in tutto il mondo, ma una comunità precedente alla diaspora, perché la comunità ebraica di Roma era stabilita a Roma, che era la capitale del mondo, la New York, diciamo, dell'epoca, c'era già prima della distruzione del Tempio e quindi prima della diaspora. Ma andiamo giù su questa donna. Che impressione l'ha fatto parlarla, intervistarla? Mi ha sempre fatto l'impressione di una donna molto tenace e che non ha cambiato nel tempo il suo carattere. È una donna che apparentemente è stata sconfitta da tanti aspetti della sua vita. Lei ha perso la madre, la nonna e 2 fratelli ad Auschwitz. Eppure di tutti questi aspetti lei si sente vittima, ma si sente anche responsabile di come questo orrore, questo dolore verrà raccontato. Lei dice, Virginia dice, essere vittima non è un vanto, non c'è da vantarsi a essere vittima. Però non c'è neanche da vergognarsi a essere vittima. Quindi lei con grande dignità nel tempo ha affrontato tutto con molto coraggio. Per molti anni non ha raccontato. Lei ha lavorato come maestra qui a Venezia e per molti anni nemmeno ai suoi studenti ha raccontato. Fino all'ultimo anno, quando si è trovata davanti all'ultima classe, poco prima di andare in pensione, e a quell'ultima classe di scuole elementari lei ha deciso di raccontare tutto, e da lì in poi ha incontrato centinaia di ragazzi e di adulti per raccontare quello che le era accaduto, instancabilmente. A un certo punto finisce in ospedale per esaurimento nervoso perché ha raccontato troppo di quello che le era accaduto, e il libro parte proprio da lì, parte da Virginia in ospedale che racconta a una bambina il perché era finita in ospedale, e quindi inevitabilmente deve fare un passo indietro e raccontare la sua vita. Quasi che la vita sia una sorta di malattia, sì, che si può curare attraverso il racconto, la capacità di affrontare la memoria di eventi devastanti che difficilmente noi riusciamo a capire cosa effettivamente hanno sopportato coloro che finirono nei campi di sterminio, e come era stato presentato nel primo libro di questo ciclo di incontri organizzato dal Consiglio d'Europa con il supporto del Consiglio regionale del Veneto. Ci furono anche italiani che non erano ebrei che finirono nei campi di sterminio, tantissime donne anche, tra parentesi, la cui storia non è mai stata raccontata fino in fondo, che finirono nei campi di sterminio e che costituirono, diciamo, una sorta di resistenza, laddove si sapeva che l'unica strada che si aveva davanti era quella della morte, finire davanti e che soltanto una casualità avrebbe potuto salvare una vita umana. Ecco, quindi quando pensiamo alla difficoltà che ebbero queste persone nel raccontare ciò che era accaduto e poi nel diventare un torrente in piena, nel momento in cui dobbiamo tenere conto proprio di questo, e non sono soltanto loro, ma appunto tutti coloro che vivono una situazione di dolore o di difficoltà spesso fanno fatica a raccontarla, tante volte perché pensano che chi li ascolta non riuscirebbe mai a capirli.
ci sono dei precedenti importantissimi nella nostra storia, nella nostra cultura, pensate a Primo Levi, per fare un nome tra i tanti che riuscirono a ritornare e che poi riuscirono anche a raccontare facendosi una grandissima violenza. Comunque, tornando a Virginia Gattegno, 99 anni non sono pochi, perché e poi le disavventure non sono state solamente quelle appunto del campo di sterminio, ma anche in Congo non ha passato di certo momenti particolarmente esaltanti, diciamo. Sì, la vita di Virginia è sempre stata, per certi versi, se dovessi trovare un filo che lega le scelte di Virginia, io direi che è il mare. Virginia nasce a Roma, ma per pochi anni vive a Roma, si trasferiscono subito ad Anzio perché il padre soffriva d'asma e quindi preferiva vivere vicino al mare. Quindi Virginia cresce al mare, si trasferisce a Rodi dove il mare naturalmente è bellissimo. E quando torna in Italia sposa un soldato che aveva conosciuto a Rodi e Virginia vive una storia d'amore davvero da film. Questi due si lasciano poco prima che tutto precipiti. Virginia non sa ancora che verrà naturalmente deportata, lui invece dopo l'8 settembre 1943 si consegna agli inglesi e si promette un amore eterno sapendo che la guerra però è ancora in corso e non si sa come finirà. E lui la va a cercare alla fine della guerra e la ritrova e si sposano, si sposeranno qui a Venezia. E però decidono di vivere a Venezia perché lui abitava alla Giudecca e quindi il mare ancora una volta torna. Quando vanno in Congo vanno in una città che si chiama Bukavu, che a noi italiani non dice nulla, ma è una città da più di 2 milioni di abitanti, e sul lago Kivu, che è sul confine orientale del Congo, oggi confina con il Ruanda, ai tempi il Ruanda non esisteva, era una provincia del Congo, e loro si trasferiscono lì su questo lago talmente grande che da una costa del lago non vedi l'altra costa, quindi sembra il mare. E ci sono queste foto bellissime di Virginia che prende il sole, guarda questo lago. Ecco, la sua dimensione è sempre stata questa, l'acqua, avere un orizzonte il più lontano possibile. Guardare lontano. Io credo che dalle parole di Marco Corradini e da questo volume esca a questo punto un messaggio molto importante. Anche se viviamo tempi amari, tempi difficili, come avrebbe detto, come disse a suo tempo Antonio Gramsci, guarda il presente con il pessimismo dell'intelligenza, perché è difficile guardare, ma al futuro con l'ottimismo della volontà. Quindi la speranza è la grande protagonista di questo libro. La speranza è quanto è bella la vita, nonostante tutto. Sì o no? Sì, concordo. E poi, ecco, la vita è bella, per parafrasare Benigni, la speranza c'è, ma tutto questo va costruito, non è qualcosa che capita. Allora la storia di Virginia, come la storia di molti altri testimoni, ci chiedono responsabilità. Non solo sul passato, significa conoscerlo, in qualche modo affezionarsi a quel passato e alle persone che hanno sofferto in quel passato, ma ci chiede una responsabilità sul presente, altrimenti la memoria e il passato sono solo affari da storici o da appassionati, ma non diventano un cambiamento del presente. Io vi passerei la parola alla dottoressa Luisella per un saluto ai nostri studenti che ci ascoltano e a quanti seguiranno questa piccola trasmissione, questo contributo che abbiamo voluto dare nel giorno della memoria 2022, dando l'appuntamento a tutti quanti perché noi giovedì 27 gennaio saremo come ogni anno al ghetto di Venezia per depositare una corona d'alloro al monumento a quanti non tornarono più a Venezia da dove furono deportati per i campi di sterminio. Lascio la parola alla dottoressa Luisella per questo saluto finale.
Grazie, dottor Franzina. Forse una cosa, lei mi ha fatto parlare di quanto il Consiglio d'Europa fa in materia di patrimonio culturale. Io volevo forse ricordare ai nostri studenti che l'itinerario culturale europeo del patrimonio ebraico passa per Venezia. Ed è un passaggio molto importante perché a Venezia c'è il ghetto più antico al mondo, c'è un cimitero ebraico al Lido molto importante, sono luoghi della città visitabili e abbiamo la fortuna di avere un museo ebraico attualmente in fase di ristrutturazione, quindi non visitabile per qualche mese, ma un museo ebraico che è veramente un piccolo gioiello e che racchiude oggetti della tradizione ebraica molto belli, un museo che parla dell'importante contributo che gli ebrei hanno dato alla storia e alla cultura di tutti noi europei e delle bellissime sinagoghe visitabili nel ghetto. Quindi sono dei momenti forti della cultura, del patrimonio culturale ebraico, ma anche del nostro patrimonio di veneziani e di veneti, e quindi è una buona cosa che gli studenti lo sappiano e che abbiano accesso a questi luoghi che sono luoghi non solo della memoria, ma sono luoghi che ci ricordano dell'apporto essenziale dell'ebraismo alla nostra vita ad ogni giorno. Luoghi della nostra storia, diciamo, della nostra storia. Ci sono anche dei capolavori all'interno delle sinagoghe. Pensate che all'interno della sinagoga lavorò anche Brustolon, uno dei più grandi artisti del legno del 1700, realizzato un capolavoro, e comunque il ghetto, tutto quanto, il ghetto nuovo, il ghetto vecchio, rappresenta veramente un itinerario alternativo alla solita Venezia, come gli itinerari giustamente sottolineati dalla direttrice della sede italiana del Consiglio d'Europa passano anche per il Veneto. Pensate a Vittorio Veneto, dove c'era una sinagoga che adesso fu smontata dopo la seconda guerra mondiale e ricostruita in Israele, riportata, rimontata, tanto era bella e tanto era importante e tanto faceva parte anche della nostra memoria e contemporaneamente fa parte della nostra storia ogni giorno. Penso che a questo punto possiamo concludere dando appuntamento appunto al 27 gennaio e per chi volesse, alla lettura di questo interessantissimo quanto anomalo per molti versi volume, diciamo che si stacca dai volumi normali dedicati alla Shoah, che racconta la storia di una cittadina italiana, cittadina del mondo e suo malgrado, che visse un'esperienza devastante come quella della deportazione ad Auschwitz.